e Enrico Tallone ad appropriarsi. Prego. Come accennava Giuseppe, il secondo coordinatore sarà Luigi Manias, purtroppo per lui fratello di Giuseppe. Ho avuto il permesso di dire questa cosa. Luigi Manias. Le linee di ricerca in cui è da tempo impegnato riguardano la carta a mano e l'estetica del libro tipografico. Per l'editore Tallone, nel 2013, ha pubblicato nel manuale tipografico terzo i saggi, il tallone di carta e il libro ecologico. Nel 2021, nel manuale tipografico quarto, carta a mano dal libro alla prassi. E nel 2023, nel supplemento estetico ai manuali tipografici Typographie Pure, Genesi di una prassi e la bellezza dei difetti. Coordinerà per noi il secondo incontro con Enrico Tallone. Prego. Ti devi dotare di microfono. Lo fai dopo? No. Caro Enrico, benvenuto in Sardegna, però non sei nuovo a queste sortite nell'isola. Sei una di quelle persone che dovrebbe avere una dichiarata e decisa pertinenza con i temi di questo festival e con questa edizione. Bradipo, senza ovviamente mettere in discussione le tue armoniose forme, ma silenzio e lentezza. Enrico Tallone si occupa di un'arte che si chiama l'arte tipografica ed è un'arte paziente, un'arte che richiede tanta attenzione, e lui la fa all'antica, come la faceva, non è molto dissimile da come la faceva il buon Gutenberg, in fin dei conti. O no? È un'arte che si fa nel silenzio e nella lentezza? Buonasera a tutti, grazie tra l'altro per quella meravigliosa mostra che avete allestito, che dopo, se volete, vi guiderò a illustrarvi. Sì, effettivamente la composizione a mano è un'arte lenta, ma mio padre negli anni 30 andò a Parigi ed eravamo in pieno macchinismo, eravamo nel pieno, diciamo, della civiltà della velocità, il futurismo c'era già stato. E quindi l'idea di comporre a mano era importante, perché componendo a mano si potevano usare quei caratteri incisi dai grandi incisori e si potevano appunto trarre delle pagine molto, molto belle per onorare la letteratura e la poesia. E quindi adesso paradossalmente la composizione a mano, che non mette in campo nessuna centrale nucleare, nel senso che la composizione a mano, il motore è l'uomo e la stampa al torchio, il motore è l'uomo, appunto è diventata eticamente moderna, perché c'è la lentezza, però c'è un risultato straordinario che è frutto appunto di questi punzoni, di questi caratteri, di questo segno che l'uomo ha trasmesso sui caratteri. A proposito di questo, dopo vi distribuirò una poesia di un grande poeta francese, composta con 25 caratteri diversi, e che dopo commenteremo, quindi poi vi rimarrà questa cosa. Spero che ci sia per tutti, ma vedo delle coppie, per cui la spartirete insomma tra di voi. Sarà guerra terribile. Quello che tu hai detto, questo modo di fare il libro, forse colloca questo tipo di libro che fai tu, che fate voi, presso la stamperia di Alpignano, presso la stamperia Tallone di Alpignano, in un contesto di libro sostenibile, ecologico, era stato titolato, come ricorderai, in un contributo dei tuoi splendidi manuali. Perché questo libro, contrariamente ai libri d'oggi, ai libri dell'editoria corrente, è diverso ed ecologico? No? Perché è sostenibile questo libro? Sì, comunque è un libro d'oggi, perché pur componendo a mano, pur essendo lenti, stampiamo autori anche contemporanei, oltre ai presocratici greci e tutta la letteratura, diciamo, importante della civiltà. Per esempio, non so, la scelta delle carte, le carte fatte a mano dai grandi maestri di Fabriano o di Amalfi o della Toscana, sono carte veramente straordinarie, perché ogni foglio ha una luminosità, una prensilità e una durata nel tempo assoluta.
pensate che i libri, per esempio, del 1400 e del 1500, prodotti appunto da questi cartai, da questi maestri, sono indistruttibili, perché erano fatti con i panni che erano stati, diciamo, i corredi delle spose, e poi erano passati, diciamo, ai parenti, poi erano diventati degli stracci, poi sono andati in cartiera, e da questi stracci si faceva una carta, e si fa ancora la carta di straccio, che dura per sempre, per cui, diciamo, c'è una scienza proprio, e questa verità inclusa in questi fogli permette, attraverso la sua luminosità, di veicolare il pensiero di oggi o di ieri in modo splendido, per cui, diciamo, è un'arte che ha, diciamo, come dire, un suo senso e soprattutto una sua qualità, e un linguaggio universale, perché la bellezza intrinseca è un linguaggio comune, come la musica, che tutti possono intendere, e di conseguenza sotto questo profilo è eticamente e anche ecologicamente presente, moderna, insomma. Questo aspetto non riguarda solo la carta, ma anche i caratteri, perché anche i caratteri vengono composti e poi ricomposti ulteriormente, no? Quindi certo, i caratteri mobili servono appunto per comporre i libri. Una volta composti i libri e stampati, si scompongono nelle cassette, e questi stessi caratteri si perderanno nelle trame di altri autori, in altre lingue, in altri formati, in un continuo riciclo di un'economia circolare, per cui questo veramente è diventato importantissimo. Poi quando commenteremo i caratteri vedrete quante differenze tra i caratteri classici esistono e anche tra i caratteri moderni, per cui, come dire, ogni persona è un tipo e ogni tipo interpreta una persona, e per cui la civiltà passa attraverso il segno, e il segno rende materico il pensiero, che è spirito, e dopodiché negli occhi del lettore torna a essere spirito, per cui c'è questa magia che ogni volta che apriamo un libro, che sia fatto all'antica come faccio io o moderno, è una magia che si trasmette ed è meravigliosa. si può fare a meno delle figure in un libro? Certo, io vengo da dinastia di pittori, ma un libro non illustrato fa sì che ogni lettore se lo illustri nella propria mente. Un libro illustrato anche da un grande artista fa sì che tutti clonino diciamo, quell'immagine su quella del grande artista, perché sono due scuole molto belle entrambi, ma anche il libro puro alla Giambattista Bodoni può essere più evocativo di un libro illustrato. Su questo tema un illustre compaesano mio che si chiamava Antonio Gramsci aveva scritto delle cose molto interessanti, no? Che poi sono state riportate anche in questo volume, che è un po' uno dei due volumi che presentiamo oggi. In questo caso si tratta di un supplemento estetico ai manuali tipografici. Prima di leggere questa bella lettera di Antonio Gramsci ai suoi familiari, mi spieghi cosa sono questi manuali tipografici? E questo è un supplemento, per niente supplemento, perché è più voluminoso dei manuali? Sì, sono libri sui libri dove ci sono gli interventi su tutta l'estetica del libro, per esempio sulla carta, e quindi su tutte le grandi tradizioni europee, soprattutto italiane. Gli italiani hanno inventato nella carta praticamente tutto, l'identità della carta, per esempio le filigrane non esistevano. Quando c'era la carta araba, pur molto bella, non aveva identità, e a Fabriano inventarono il segno, e per cui ogni carta oggi si può riconoscere, diciamo, se è stata fatta a Fabriano, ad Amalfi o in altri posti, e per cui l'Italia ha inventato questa identità della carta. E per cui abbiamo censito, anche attraverso l'aiuto di Luigi, che è veramente un grande ricercatore, tutta la storia anche europea e non solo, mettendo in questi manuali non soltanto i saggi, ma tutti i campioni di tutto ciò di cui si parla. Per cui se si parla di carte del 1400, nei miei manuali ci sono le carte del 1400, cioè tutto dal vero. E per questo è un lavoro enorme che è durato 20 anni. Questo ovviamente noi abbiamo continuato a stampare letterature, poeti antichi e moderni, e continuiamo a fare questo. Però questi manuali sono un punto importante, perché la mia casa editrice ha una tradizione che affonda le radici nell'Europa e anche a Parigi, e per cui, diciamo, tutta questa esperienza che si è sedimentata, ho avuto l'onore, attraverso grandi collaboratori proprio come Luigi, di poterla, come dire, censire, ed è molto importante perché si parla dell'estetica dei caratteri, si parla appunto della carta, delle filigrane, degli inchiostri, del colore degli inchiostri, perché ciò che trasmette la stampa è l'inchiostro, altrimenti la stampa sarebbe muta, e quindi anche i colori degli inchiostri, più bluastri, più brunastri, e tutto quello va a influire subliminalmente nella capacità del lettore di percepire appunto la letteratura, perché il fine ultimo di un editore, di un tipografo, è quello di trasmettere il pensiero degli altri, e quindi di annullarsi. Cioè, quando uno legge un libro tallone o un libro ben fatto,
non pensa come è fatto bene questo libro, ma in quel momento è in contatto con l'autore. Allora a quel punto l'editore ha creato qualcosa di bello, perché onora la letteratura. Un tuo illustre predecessore, che era appunto Bodoni, nel suo manuale tipografico diceva: la parola basta a se stessa, no? Questo è un concetto inequivocabile, mi sembra, no? Certo. E soprattutto certe parole solenni, perché diciamo i tuoi autori sono autori solennissimi, insomma. Sì, Bodoni è stato un grande tipografo neoclassico, quindi si era scoperto Pompei, si è tornati, diciamo, prima c'erano i caratteri appunto rinascimentali, poi barocchi, poi transizionali, e poi giunse il neoclassico. Didot, la dinastia di Didot in Francia e Bodoni in Italia hanno marcato, diciamo, proprio l'editoria di quell'epoca, e tutt'oggi i caratteri bodoniani sono ancora presenti nell'editoria. Pensate ai libri di Franco Maria Riccio, di tantissimi altri editori, poi li vedremo appunto nella poesia che commentiamo. Per cui, diciamo, questa grandezza nel sapere interpretare il pensiero attraverso i vari stili che sono figli di varie epoche, e noi abbiamo avuto la fortuna che il Novecento, la nostra epoca, è un'epoca testamentaria in cui tutti gli stili hanno cittadinanza, però sta a noi anche avere la cultura e la capacità di riconoscerli per sapere ciò che leggiamo, ciò che incameriamo, così come uno deve sapere di cui si nutre. Quindi qui si nutre lo spirito, altre volte si nutre il corpo, e per cui è molto importante questa conoscenza dei tipi, perché la civiltà passa attraverso la superficie dei caratteri, proprio il segno che ci trasmette il pensiero. Ecco cosa scriveva Antonio Gramsci in una lettera al carcere il 27 giugno del 1932 alla cognata Tatiana Schutt, che Gramsci esponeva le sue obiezioni circa l'opportunità di inviare una copia illustrata delle avventure di Pinocchio al suo figlio Delio, e scrive: mi ero formato da ragazzo una mia immagine di Pinocchio, e vederne poi una materializzazione che era diversa da quella della mia fantasia mi indisponeva e mi rivoltava. Perciò mi pare che sia stato bene che a Firenze non abbiano lasciato fare il monumento a Pinocchio. Per i ragazzi fiorentini avrebbe significato l'imposizione dall'esterno di un'immagine standard che avrebbe impedito ogni fantasticheria arbitraria. Ma non è in questo arbitrio della fantasia il maggior piacere dei bambini nel leggere i libri come Pinocchio? In realtà Gramsci aveva intuito, consciamente o inconsciamente, la reale natura evocativa e non descrittiva di questo capolavoro collodiano. No, è altrettanto vero che poi voi avete ripreso diciamo il capolavoro, sì, nelle sue dimensioni originali, che erano anche quelle illustrate, no? Sì, in effetti il primo illustratore fu Mazzanti, fece un bellissimo burattino un po' rigido, poi Carlo Chiostri fece questo burattino che è nella memoria collettiva, e mio padre a Parigi stampò questo Pinocchio con le illustrazioni di Chiostri, insomma, che sono veramente evocative, molto belle. Però il concetto che Gramsci ha messo bene a punto è giusto, perché la vera astrazione, la vera capacità di crearsi le immagini aiuta anche, diciamo, chi legge a crearsi un'immagine propria, quindi a moltiplicare le immagini e a non tarpare la fantasia. Questa diciamo attenzione per il carattere, cioè per la parola stampata impressa, no? In queste carte di straordinaria tradizione, rappresentano anche siccome qua si è accennato nel precedente intervento, interessantissimo, perché le suggestioni anche per noi sardi sarebbero tantissime. Voi lo sapete che abbiamo un elemento di comunanza tra i Sami e i Sardi. Dal punto di vista genetico siamo al mondo le popolazioni più distanti, dice Luca Cavalli Sforza, quindi questa distanza in qualche misura è l'elemento di comunanza, no? Per alcuni versi, cioè si capovolge, no? Quasi dialetticamente. Questa, come possiamo dire, dimensione identitaria, tuo padre in realtà l'ha condivisa con, come possiamo dire, identitaria nel senso di questa forte attenzione nei confronti degli elementi compositivi del libro, che sono la carta, che sono i caratteri tipografici di grande eleganza, di grande forza espressiva, in qualche misura è il carattere che diventa immagine, no? Anzi, che rivendica il suo status di immagine. Ecco, questa attenzione nei confronti degli aspetti strutturali del libro e di questa estetica che è stata definita tipografia pura, non è stato
come possiamo dire, una intuizione solitaria. Tuo padre mi sembra di capire che faceva parte di un movimento di dimensioni europee che forse contrastava questa imposizione iconografica ormai fra le due guerre, perché l'esperienza appunto di apprendistato e di inizio si consuma in quel periodo, che diventava quasi opprimente o pervasiva, giusto? Certo, i primi beneficiari di tutto questo sono i poeti. Infatti, per esempio, Pablo Neruda, che io ho avuto l'onore di conoscere, ero ragazzino perché veniva a trovare mio padre, lui amava proprio, era il poeta bibliofilo, per cui conosceva benissimo il rapporto che esiste tra la bellezza tipografica e la comprensione della poesia. Neruda aveva una voce poetica tutt'oggi che è la più anche un ragazzo di oggi, nato diciamo pochi anni fa, che legge la sua prima poesia, se legge Neruda si trova, diciamo, trova veramente la poesia vera, la vena della poesia. Questo è importante. E per cui, diciamo, abbiamo avuto questi estimatori, appunto, cercare appunto di esaltare la parola. Questo è il vero significato. E quindi, come dicevo, doni la parola che davvero basta a se stessa ed esaltarla. Certo. Ogni autore richiede un'attenzione a sé. Apparentemente la scelta del carattere a seconda dell'autore, a seconda del testo, diventa un elemento non indifferente, no? Bisogna cogliere lo spirito segreto di ogni libro e creare una bibliodiversità, cioè ciascun autore va vestito secondo lo spirito segreto del suo testo. Quindi la colonna del testo, la scelta dei caratteri, la scelta della carta, la scelta appunto del corpo del carattere, la quantità di inchiostro, più materico, più pittorico oppure più rastremato, insomma tutte cose che fanno parte della regia del libro e appunto per onorare appunto il contenuto. Queste scelte così attente, no, che sono richiamate nella mostra dalla celebre frase di Charles Péguy, insomma, che è stata sempre ripresa insomma anche nei vostri cataloghi editoriali, comporta, come possiamo dire, un elemento di esclusività nei vostri libri, nel senso che ad esempio l'elemento della tiratura, no? Il presente supplemento sono 120 copie, ma è un libro con una densità spaventosa dal punto di vista degli inserti, diventa quasi un pezzo. Insomma, non potrebbe essere tirato in maggior numero di esemplari, perché tutti i reperti sono originali. E poi noi come editori consegniamo sempre allo Stato quattro nostre edizioni, e per cui seppur in tiratura limitatissima queste vanno nelle grandi biblioteche nazionali italiane e possono essere lette da migliaia di persone, per cui diciamo sono libri sì elitari ma nel senso giusto del termine, perché non possono essere come dire divulgativi, perché non potrei avere gli originali del 1300 e 1400 per tirature più vaste. Comunque adesso passerei al concreto, e se distribuite questa poesia. Allora, questa poesia è stata scritta da Jean-Pierre Ronet, un grande poeta francese, fondatore del Club dei Poeti di Parigi. È una poesia composta con 25-30 caratteri diversi che io commenterò. Questa poesia è stampata al torchio, quindi stampata a mano, vi rimane se volete come omaggio da parte mia. Ecco. Volevo solamente dire che ne possiamo dare 3 per fila, per cui accoltellatevi per prenderli. Questo numero ne vediamo così. Se fossero tutti sami ci sarebbe una strage. Tu puoi intervenire. Puoi intervenire. Ce l'hai tu, non ce l'hai? Il microfono. La poesia, bravo. Perfetto. Prendine una lì, fate dare una. Tutto a posto? Queste sono delle antiche modalità. Quando nei pubblici che conoscevano, insomma, ed erano animati da grande passione per il melodramma, spesso alcuni avevano il libretto, no? Oppure addirittura quelli più capaci anche lo spartito. Stiamo facendo qualcosa del genere, insomma. In questo caso lo spartito è uno spartito tipografico. Ecco, questi
sono grandi caratteri della civiltà europea, dal 1500 al 900, interpreti appunto della poesia e della letteratura, quindi questi sono gli ambasciatori del pensiero europeo. Allora, inizierei. Allora, tenete presente che appunto è una poesia di Jean-Pierre Ronet. Se vi capita di essere a Parigi, andate al Club dei Poeti, Rue de Bourgogne 30, è un posto straordinario dove potete anche voi declamare delle poesie, magari anche in sardo, perché è un luogo dove la poesia vibra. Ed era frequentato dai grandi poeti, ancora tutt'oggi lo è. Jean-Pierre Ronet non c'è più, c'è la vedova e il figlio Pascal che è bravissimo. Quindi vi invito a fare un viaggio a Parigi nella poesia. Allora, tenete presente che siamo in senso antiorario, quindi io inizio dal primo verso. Après avoir fumé une autre cigarette. Questo carattere è un carattere incunabula, è un carattere ancora medievale. Voi vedete che il taglio della E è ancora, diciamo, leggermente trasversale e ha questa ricchezza, per esempio la A maiuscola, ha questa specie di cappello che ricorda un po' il carattere gotico. Quindi questo è un grande carattere, come dire, del 1470, usato a Venezia dai tipografi tedeschi. Voi sapete che la tipografia giunge dalla Germania con la cadenza del gotico e a contatto con la bellezza dell'Italia, dell'architettura italiana, Subiaco, Venezia, Firenze, diciamo perde questa cadenza tedesca e prende il ritmo latino. Quindi qui siamo ancora però nel Medioevo, prima della scoperta dell'America, e quindi è ancora un carattere arcaico. Però io vorrei che Luigi ne avesse anche lui una, uffa, poverino. Il più meritevole non ce l'ha, ma non importa. Je dirais l'austère vérité. Questo è un carattere bellissimo. No, mi metto dietro. Bravo. Senza tentare la tua si chiama il carattere Bembo perché Aldo Manuzio stampò il De Etna di Pietro Bembo, cioè la cronaca dell'ascensione sull'Etna da parte di Pietro Bembo. E quindi questo carattere si trova anche sul computer. Tutti questi che vedete qui sono tutti caratteri incisi su punzoni e stampati tipograficamente, cioè sono delle sculture del pensiero, sono fisici. Ciò non toglie che, essendo caratteri famosi, sono stati anche trasposti in elettronica. E quindi avete il privilegio, se volete scrivere una missiva, potete scegliere la font Bembo. E vedete questo carattere, je dirais l'austère vérité, è un carattere... Ma insomma, no, così almeno potevo toccare il maestro. È un carattere del 1500, però vedete che potrebbe essere stato fatto oggi, perché è un classico. Essendo classico è contemporaneamente antico, contemporaneo e futuro. E quindi questa è una grande creazione dello spirito italiano, perché questo Francesco Griffo da Venezia incise appunto nel 1496 questo carattere Bembo, che può essere considerato il padre di tutti i caratteri Garamond oggi in circolazione. Quindi anche qui l'Italia ha un primato straordinario. La douleur qui me prend ou mon regard s'arrête è un Garamond americano, perché nell'ambito, diciamo, di questi caratteri Garamond anche gli Stati Uniti dettero il loro contributo e questi caratteri hanno veicolato moltissima letteratura, diciamo, stampata negli anni 40, 50, 60 e continuano ad essere usati. Quindi, diciamo, il terzo è un Garamond americano, però sempre sullo spirito, diciamo, di Claude Garamond, di Aldo Manuzio, di Nicolas Vincent e di quell'idea umanistica nata in Italia. E l'effet continu des choses ignorées. Questo è un carattere bellissimo, lo dobbiamo a un inglese, William Caslon, il quale nel 1720 incideva i nomi dei lord inglesi sulle sciabole e sulle canne dei fucili e fu finanziato e creò questi caratteri bellissimi che tutt'oggi hanno un grande revival e per cui, diciamo, i grafici più chic, diciamo, dell'Inghilterra ancora oggi usano il carattere Caslon. Guardate voi la forza espressiva di questo carattere, sembra fatto di fil di ferro, e l'effet continu des choses ignorées. Guardate la F è stata incisa su un punzone d'acciaio in questa grandezza, e quindi tutte le curve di questa F non sono state pensate da una macchina o con degli strumenti elettronici, ma sono frutto della mente dell'uomo e della mano dell'uomo, e per cui, come dire, ha una vibratilità, una vibrazione che trasmette il pensiero. Questo è fondamentale, perché questi caratteri incisi a mano si avvicinano alla calligrafia. Je ne suis rien debout. Questo è un carattere bodoniano, siamo nel neoclassico, vedete che la colonna centrale è molto nera, le grazie sono molto sottili e quindi questi caratteri bodoni che sono tutt'oggi presenti nell'editoria si spartiscono, diciamo, la palma insieme ai caratteri classici tipo Garamond, che appunto discende da Aldo Manuzio, e quindi sia i caratteri neoclassici sia i caratteri classici sono ancora oggi protagonisti dell'editoria. Per esempio, non so se avete mai visto un libro di Franco Maria Ricci, sono composti in caratteri bodoni, anzi bodoniani, perché i caratteri bodoni veri sono conservati a Parma e sono esclusivo
diciamo, dominio del Museo di Parma. Par les côtés des éclairs me trasperce. Questo è un carattere Garamond, ha una particolarità, vedete che alcune lettere sono più inclinate ed altre meno. Questo fa sì che, per esempio, non so, vedete Eclair, vedete già che la C è più inclinata della L, c'è questo movimento che alla lunga potrebbe stancare, ma in poche righe invece ti attrae, perché il nemico della lettura, il nemico principale sarebbe la monotonia, invece questo gli dà un movimento, però alla lunga potrebbe stufare. Questo comunque è la caratteristica del Garamond corsivo. Je n'ai que peu de mots, questo è un Garamond della ditta Stempel di Francoforte, è una bellissima interpretazione, purtroppo ha le gambe un po' corte della P e della Q, perché i tedeschi usano poco queste due lettere e privilegiano la parte che si slancia in alto, e per cui questo carattere che io ho cercato per tanto tempo, poi mi sono accorto che ha questo difetto, per cui, diciamo, come vedete, esteticamente la Q e la P sono un pochettino corte. L'ombre augmente le loupe, questo è un carattere bellissimo, il calligrafo vaticano Ferdinando Ruano, al servizio delle papi, scrivevano delle bolle papali con questa calligrafia aulica, ha creato questo carattere nel 1550 circa, dove già esisteva la tipografia, e ha preso la cancelleresca, che per sua natura era corsiva, l'ha addrizzata, lasciandogli tutte, diciamo, le curve meravigliose della calligrafia cancelleresca, e poi se voi guardate la G addirittura ha una reminiscenza gotica, per cui questa è una grande contaminazione. Le contaminazioni possono riuscire o meno, ma questa è una contaminazione straordinaria. Questo carattere di Ferdinando Ruano ha tutta la magnificenza del grande secolo spagnolo e dei grandi secoli che sono seguiti. Mes amours les temples disperses, questo è un carattere che avete visto tutti, perché se siete stati in Francia, la parola boulangerie, coiffeur pour dame, è scritto con questo carattere, creato nel 1953 da un grandissimo creatore di caratteri, certo Escoffon, è un carattere, diciamo, informale, perché riprende la lista della spesa della massaia. E cioè, quando la massaia fa una lista informale, compra 2 baguette, i porri, la sogliola, eccetera, eccetera, scrive così. E quindi questo carattere è straordinario perché ciascuna lettera riesce a dare la mano a quella successiva, seppur le combinazioni tra lettera e lettera sono infinite. E quindi questo è un carattere che tutt'oggi nella pubblicità ha un enorme successo. Certamente, se volessimo stampare la Divina Commedia con questo carattere potremmo farlo, ma poi saremmo fucilati da un plotone di editori e stampatori, insomma, sul posto. Però, diciamo, per la pubblicità è straordinario. Passiamo alla parte destra. Après avoir fumé une autre cigarette. Questo è un carattere meraviglioso, il carattere Baskerville, di John Baskerville, un altro inglese, 1750 circa. Un carattere bellissimo, usato tantissimo ancora oggi nell'editoria. Pensate ai Penguin Book, l'editore Adelphi, sono caratteri immortali, di una raffinatezza assoluta, protagonisti tutt'oggi appunto dell'editoria. Ora passiamo a un carattere seicentesco, je dirais, je ne suis pas d'accord. Questo è un carattere di Nicolas Kiss, che era un pastore protestante ungherese, che disegnò nel 1680 questo carattere barocco, che noi abbiamo usato per le poesie di Alda Merini, perché è un carattere sensuale, è un carattere bellissimo. Vedete, questo ha una forza espressiva, come dire, una grassezza, un qualcosa che ti comunica, perché l'ultimo carattere barocco è il barocco, è l'espressione proprio anche italiana della magnificenza, della bellezza, anche del fregio, del decoro. Ovviamente nel carattere il decoro deve essere contenuto, però questo è l'ultimo carattere barocco, 1690. Il MoMA di New York usa tutt'oggi per le sue affiche, per le sue pubblicità, questo carattere in digitale, perché è un carattere forte, un carattere formidabile. Quindi vedete che questi caratteri importanti hanno questi cicli, possono scomparire, poi tornano a essere di attualità. Questo è straordinario. Le cœur marche devant, mais que devient la tête? Ecco, questo è il Garamond di Stempel. Avete presente quello con le gambe corte, che era, diciamo, dall'altra parte? Bene, questo è il corsivo. La gamba corta della Q si vede meno perché, essendo corsivizzato, diciamo, si attenua. Questo è un bellissimo carattere che riprende i caratteri aldini cinquecenteschi, perché all'Italia spetta il merito nel 1500, per mezzo di Aldo Manuzio e del suo incisore bolognese Francesco Grifo, di aver inventato il corsivo. Prima i caratteri, diciamo, non correvano, erano, diciamo, impettiti, e Aldo Manuzio inventa il carattere che corre, e per cui per la prima volta uno studente, uno studioso può leggere un libro con la sua propria medesima calligrafia.
invenzione straordinaria. Non poteva che nascere in Italia. Sono arrivati a Venezia, hanno visto le vele piegate sulla laguna e hanno piegato anche il corsivo. È nata questa meraviglia che in tutto il mondo si chiama italico, tranne nei paesi di lingua portoghese si chiama lettera grifa perché onora Francesco Griffo, questo grande incisore bolognese a servizio di Aldo Manuzio, che ha creato questa meraviglia che è il corsivo. Questa è appunto un'interpretazione del corsivo. Poco più sopra, Par où l'on voit venir la mort, questo è il carattere palatino di Hermann Zapf, un signore di Dresda, che è campato tantissimo, più di 90 anni, che io stesso ho conosciuto, e questo carattere è molto molto importante perché è stato molto usato nell'editoria. Ha avuto la fortuna, quando nacque la fotocomposizione negli anni 50, di essere veicolato immediatamente, per cui è uno dei caratteri più usati al mondo. Non lo userei per un autore italiano, non lo userei per Giovanni Verga, perché è molto tedesco, è molto solido, è molto potente, quindi un carattere che ha un grande successo. Diciamo, non lo userei per un autore nostro, per un Dino Campana, non lo userei, però comunque un carattere di enorme successo. Dieu s'il existe est un voyou. Questo è il carattere Ateneum, è un carattere veneziano con reminiscenze medievali che nacque nel 46, però all'epoca c'era già, come dire, un'idea, diciamo, più pratica della tipografia, quindi non ebbe un grande successo. Però è un carattere estremamente elegante che coniuga appunto, diciamo, l'idea veneziana con qualche reminiscenza medievale. Molto elegante, effettivamente molto elegante. Je désapprouve son silence è un carattere eclettico, cioè un carattere che prende dal gotico e prende anche un po' dal cattivo gusto vittoriano dell'epoca vittoriana in America. Lo userei per scrivere, per esempio, Pub Transilvania, piuttosto che una lettera d'amore, perché non so se voi vedete la S, Je désapprouve son silence, le due S sembrano due serpentelli, quindi qualcosa di oscuro, no? E sono i famosi caratteri, diciamo, eclettici, che possono servire per una pubblicità, per una piccola frase, insomma. Quindi, diciamo, contrasta molto con quegli altri. Molto interessante questo sopra, qu'il m'éprouve c'est qu'il avance, perché negli anni 60, quando l'Italia aveva il PIL che era superiore a quello cinese di oggi, la ditta Nebbiolo di Torino sperimentò per mezzo di Aldo Novarese, un grande creatore di caratteri, pensò: ma se gli antichi romani oltre il maiuscolo augustale avessero già usato anche il minuscolo, scolpito, come sarebbe stato? E quindi hanno fatto questo carattere scolpito. Quindi l'Italia, nella sua, diciamo, effervescenza degli anni 60, nel boom economico, si lanciava anche in queste provocazioni straordinarie, e per cui, come vedete, questi caratteri sembrano incisi, perché con lo scalpello non si poteva fare altro che qualcosa di così rigido, così un po' solenne, e quindi immaginare 2000 anni dopo come avrebbero gli antichi romani interpretato il minuscolo. E je lui donne mes genoux. Ecco, questo è un carattere importantissimo perché è il carattere Futura, disegnato da Paul Renner in Germania nel 27, anzi disegnato prima, poi fuso nel 27. Vedete, un carattere cosiddetto bastone, senza grazie. Questi caratteri, che passano per essere moderni, in realtà sono caratteri antichissimi, perché hanno gli stessi stilemi, cioè le stesse linee del carattere greco primitivo, prima delle grazie, e anche del latino, per cui vedete che dopo 3000 anni questo diventa moderno riprendendo gli stilemi di 3000 anni fa, quindi tutto torna, quindi non disperiamo. La firma Jean-Pierre Ronet, un carattere meraviglioso, Vendôme, stupendo, perché questo carattere evoca Place Vendôme, questa piazza di Parigi dove ci sono i gioiellieri, il venticello frizzante di Parigi, e pur essendo un carattere tondo è inclinato di pochi gradi, come se avesse un colpo di vento, un carattere protagonista della grande pubblicità europea di tutto l'ultimo cinquantennio, insomma. Se saliamo, Père Robert Capelade è un carattere normanno, si chiama normanno perché non so se evoca i cavalli normanni che sono così possenti, praticamente è un bodoniano, un neoclassico schiacciato. Questo, diciamo, poteva servire anche negli annunci del Far West, nell'epoca eroica, però un carattere, come dire, per poche righe che deve imporsi. Ecco, questo è un carattere tutt'oggi nella pubblicità. Ab imo pectore è un carattere bellissimo, si chiama Astrée, fu creato nel 23 a Parigi, è di impianto classicissimo, se non che la R dimostra che stiamo in epoca Liberty, perché questa R è ancora Liberty, è ancora Art Deco, e quindi, diciamo, pur avendo l'impianto classico ha una reminiscenza Art Deco che testimonia, diciamo, l'epoca.
Se scendiamo sotto, Tallone Editore, questo è il carattere che mio padre ha creato nel 49 a Parigi, ispirandosi alle fontane di Roma e al carattere lapidario, però le fontane di Roma l'acqua passa sui caratteri e questa rigidità viene, come dire, viene solta dall'acqua, e quindi la magnificenza delle fontane di Roma, mio padre si è ispirato a questo e all'architettura di Palladio. Vestire la letteratura, psicologia e design dei caratteri è il famoso, devo dire famoso perché è molto bello, carattere tallone corsivo, è un carattere che può accompagnare una lettura di un testo sia classico sia moderno anche per 400 pagine, perché ha una buona, come dire, è largo e non stanca. Poi non sono stato crudele, ma ho voluto dimostrarvi che si possono stampare anche i caratteri piccoli. Strangiu, Bradipi, elogio della lentezza e del silenzio, Serramanna 12, è scritto con il carattere Baskerville tondo. Avete visto la parola après avoir fumé una sigaretta? Era il carattere Baskerville corsivo, questo invece è il tondo. Pensate che appunto questo foglio stampato su carta Magnani di Pescia, che è una carta vergata fatta a mano, e appunto questo torchio del 1810 su cui ho stampato questo, può avere la delicatezza di stampare anche, diciamo, questi caratteri così piccoli, così sottili, e ci vuole, come dire, una certa sapienza nel distribuire l'inchiostro, però diciamo qui è tutta opera, diciamo, della mano dell'uomo, dal punzone al carattere alla stampa, e quindi sotto questo profilo, diciamo, fa parte dell'economia appunto circolare. Ecco, vi ho diciamo resi esausti, vi chiedo perdono, ma se avete qualche curiosità... Enrico, in realtà abbiamo accennato a questo ponderoso volume, però tu nel tuo piccolo zainetto hai un volume un po', diciamo, un po' più agile, diciamo così, sì. Perché l'editore Tallone oscilla in maniera armonica e equilibrata, diciamo, fra diverse dimensioni, no? Se così possiamo dire. Ecco. Perfetto. Luigi, diciamo così, che per sdrammatizzare questi autori così importanti, gli autori greci, Seneca o i grandi poeti, perché poi la letteratura anche moderna spesso è tragica. Allora, siccome io sono anche, diciamo, uno ghiotto, ho la fortuna di conoscere Luigi, mi ricordo pranzi leggendari a casa sua con la mamma, queste cose tradizionali, insomma, meravigliose. Allora, io ho conosciuto anche un grande cuoco delle Langhe, un certo Cesare Giaccone, che aveva una storia un po' zingaresca perché era un selvatico, però aveva un'etica straordinaria nel cibo, e ho, diciamo, stampato alcune ricette raccontando alcuni episodi della sua vita. Come queste sono delle sdrammatizzazioni, però ho usato il carattere ruano perché ritengo che ciò che si mangia, visto che lo stomaco è vicino al cuore, il palato vicino al cervello, sia molto importante per dare carburante ai poeti e alle persone. Quindi il cibo ha una sua sacralità e una sua importanza, per cui mi sono concesso questo. Enrico, questa bellissima plaquette però non rinuncia, come si dice, al tuo stile, al vostro stile, no? Potresti descriverla, ammesso che, insomma, in qualche misura si possa vedere a questa distanza, almeno... Sì, in questo caso il carattere appunto ruano, un carattere barocco, e quindi lascia intendere tutta la succosità, tutto il piacere del convivio, perché poi il convivio, anche persone che non amano magari abbuffarsi, però l'atmosfera del convivio è straordinaria, quindi questo carattere lo intendo. Qui non si vede, però è un carattere molto bello, molto, molto ricco, molto dolce, che poteva anche servire per delle bolle papali che magari condannavano delle persone, per cui c'era anche il dramma, però diciamo, ecco, questo è un omaggio appunto alla parte fisica perché anche i tipografi, anche i lettori devono sostenersi, e quindi per fortuna c'è anche appunto questa parte. Sì. In una tiratura esigua, insomma, ritorniamo al discorso della tiratura, che era ad esempio un elemento connotante dei libri per bibliofili fra le due guerre in Francia, dove tuo padre, insomma, si forma. Certo, no? Ma perché quando noi si stampa, tenere la tensione di tenere l'inchiostrazione identica per ogni foglio è una cosa veramente che ti succhia l'energia, per cui non puoi farlo per 5, 600 o 1000 esemplari, lì usi una macchina. Su questi invece chiaramente tutto si commisura proprio alla forza dell'uomo, alla capacità, alla tensione, perché poi cambia la luce, c'è un temporale, arriva il vento, e tu devi mantenere sempre la medesima pressione, inchiostrazione, anche se la pagina, diciamo, è più corta, più lunga, insomma è un lavoro di tensione, per cui questa tiratura si commisura, diciamo, un po' alle forze dell'operatore. Noi che nel supplemento abbiamo indagato questo macrocosmo delle carte, tu l'hai indagato, vabbè, dico, così bene.
dove in realtà un foglio di carta a mano rappresenta un unicum, cioè la grandezza anche di questi libri, che in ogni porzione, no, minimale, quale può essere il foglio, c'è una dimensione di unicità. Perché noi abbiamo censito e verificato che in ogni foglio di carta a mano c'è anche una minimale o piccolo difetto, ma è una che poi si converte in bellezza, no? Sì, Da qui la esatto, l'identità di un foglio di carta sta nei difetti. Per esempio sono le lacrime del cartaio, perché magari una gocciolina, mentre toglie il foglio appena tolto dal tino, una gocciolina cade e lascia per sempre una lacrima. E questo, diciamo, è testimonianza per cui questo foglio è fatto a mano. E tutti questi difetti che Luigi ha censito, e questi libri stanno andando per il mondo. L'ultimo è stato ordinato appunto con tutti i tuoi saggi dalla biblioteca statale dell'Irlanda, perché c'è anche una parte dedicata a Joyce, insomma, eccetera. Certo. Io però adesso vedo che abbiamo un po', se avete qualche curiosità sui caratteri, io sono a vostra disposizione, non temete, perché comunque sono cose che... Posso chiedere la meraviglia del carattere della Marona, hai citato Poetti, mi ha fatto venire in mente una meraviglia che io vissi quando ero studente, dei libri di il grande poeta William Blake, che distrattato siamo a cavallo, come sai, tra 700 e 800, e lui, per andare avanti e vivere, si stampò, inventando anche un suo carattere, con questi disegni meravigliosi che ebbi la fortuna di vedere in una mostra. Ecco. E in effetti in Inghilterra c'era questa tradizione delle stamperie private, per cui questo veniva dal Rinascimento italiano, perché ogni principe aveva il suo tipografo personale e stampava nel proprio castello. Poi la ricca borghesia inglese fecero questi private press, e evidentemente anche il poeta riuscì appunto a stamparsi, ad autoprodursi, e questa è una cosa che continua, e hanno creato, c'è tutta una letteratura straordinaria. Luigi, che è un grande collezionista, ne ha anche molti esemplari, e questo mondo anglosassone con le private press ha dato un grande contributo, anche in questo caso proprio letterario, anche più che estetico. Sì. Una domanda che esce un po' fuori da questo contesto. Siccome abbiamo parlato di certe carte, oppure della carta o degli inchiostri, nel 67, nell'alluvione di Firenze, ci furono diversi interventi di restauro sulla carta. Ecco, sapere come si comporta anche questa carta, i diversi tipi di carta, perché andare l'estate non lo so. Certo, infatti anche sul restauro, certo, infatti tutti quei giovani che si precipitarono a Firenze, bravo, che ora avranno 80-85 anni, furono degli eroi, perché salvarono un patrimonio enorme. Siccome queste carte però erano fatte da grandi artigiani, e quindi fatte di cotone o di lino o di canapa, molte, seppur in condizioni pessime, sono state restaurate miracolosamente, mentre invece la carta fatta con le fibre di legno, che poi è una carta già della più moderna, non si potrebbe restaurare perché si spara. Invece queste fibre lunghe di queste carte meravigliose, che poi prima erano panni addosso alle persone, poi sono stati lavati con la cenere, come facevano le nonne, col ranno, con la cenere, candeggiati a tutti i soli d'Italia, addirittura le carte fabbricate con le vele dei marinai levantini, che portavano in cartiera le vele, con tutti i soli del Mediterraneo. Queste carte poi hanno resistito anche al fango, e sono riusciti appunto a restaurarle. Sì, per esempio l'acqua è un nemico terribile, il fuoco anche, perché il fuoco per esempio nei codici pergamenacei li restringe, e hanno fatto degli studi quando bruciò la Biblioteca Nazionale a Torino nel 1905-6, hanno poi trovato dei sistemi per ristendere queste pergamene, e questi sistemi sono poi serviti per quelle povere persone che hanno subito delle ustioni, e quindi diciamo comunque il lavoro del restauro è un lavoro santo, un lavoro meraviglioso che ci preserva. Purtroppo appunto l'acqua e il fuoco, e poi 77 tipi di insetti bibliofagi che si mangiano i libri. Vero Luigi? Perbacco, ho visto Luigi sì. l'altro giorno schiacciare, come si chiama quel bestiolino lungo? Il bestiolino d'argento, nessuna pietà. Immediatamente. Non siamo degli animalisti così, insomma, profondi. Sul discorso del restauro, se mi è concesso, e sul discorso delle carte, ci sono dei problemi per alcuni versi invalicabili, perché le modalità di produzione delle carte a mano
almeno ad esempio sino all'introduzione del cosiddetto cilindro olandese, veniva fatta con un'accortezza dove l'unica possibilità di stabilire se quella carta sarebbe stata una carta di qualità era la mano. La mano perché i panni venivano innanzitutto trattati, tagliati con grande accortezza e minuziosità dalle donne. Scusami, intanto venivano scelti solamente quelli più fini. È ovvio, quelli più fini per la carta. C'era il problema proprio della qualità della carta, partiva ovviamente dalla materia prima che erano gli stracci cattivi, carta cattiva. Però superato, diciamo, quell'ostacolo che non era di poco conto, poi c'era tutto questo trattamento minuziosissimo che veniva fatto nelle cartiere prima dell'introduzione del cilindro olandese. Il cilindro olandese era una vasca che aveva delle lame, quindi insomma bisognava maneggiarlo con una certa cura, che tritava in maniera violenta gli stracci. La produzione precedente invece vedeva l'utilizzazione del marcitoio, questi stracci tagliati a pezzettini piccolini, tolti tutti i fili, insomma questo lavoro minuzioso fatto con caparbietà, venivano avviate queste vasche e venivano lasciati lì a macerare, a fermentare. Quindi c'era un ulteriore processo di trattamento delle fibre già lunghe, si pensi al lino, che però destrutturava senza alterare questa sostanza, questa materia prima, e poi veniva avviato a dei pestelli che erano sostanzialmente appunto dei piccoli cavalli, dei piccoli batacchi su dei minimali, no? Su dei piccoli lacchiteddos, non mi veniva il termine italiano, quindi ho provveduto con quello sardo. Quindi era un processo, per tornare al tema di Bradipi, di una lentezza e di una lunghezza dove l'efficacia della fermentazione, senza termometri con il display digitale, ci mettevano la mano, ma ci mettevano la mano anche quando la pasta veniva avviata lì al tino per capire se aveva il Vizzani, insomma il grande maestro cartaio delle cartiere Enrico Magnani di Pescia, addirittura assaggiava la polpa, no? Questo è per dire come era un processo di analisi sensoriale, di disponibilità quasi a quindi voi capite bene che stiamo parlando di insomma, un elemento strutturale. 99% è fatto di carta, è un libro quindi straordinario. Giustamente, aggiungo che poi importantissima, così come per fare il caffè, per fare il pane, l'acqua, e per cui avevano il filo d'acqua con la giusta dose, come dire, non aveva il calcare ma aveva, diciamo, una purezza, e per cui il filo d'acqua era importantissimo, e per cui queste acque così pure poi contribuivano, altrimenti se fosse un'acqua troppo ricca di plancton, per esempio col gambero di fiume, già non andava bene perché era già troppo ricca. Invece ci vuole queste acque prette, pulite, quindi venivano fuori delle carte spettacolose che oggi dopo 500 anni sono ancora intatte. Quindi per tornare, questo per dirle semplicemente che per tornare all'attività di restauro benefica fatta su cinquecentini o inculabili, cioè sui libri del 500 o precedenti del 400, l'utilizzazione di carte moderne, per quanto meritoria, non può essere assolutamente, come possiamo dire, comparabile a delle carte di pari livello o di pari natura. Quindi è un restauro che naturalmente era doveroso farlo, ma che non risponde ovviamente a dei criteri, come possiamo dire, di adeguatezza, no? Rispetto alla materia prima su cui si è intervenuti. Sì. Prego. Una curiosità come editrice. Io ho osservato che tutte le case editrici hanno caratteri diversi, grandezza dei caratteri diversi, e anche in base alle serie di romanzi, saggistica o libri storici, fotografici, utilizzano ancora altri caratteri. E ho anche notato che alcune case editrici, in base ai caratteri che usano, sono piacevoli dalla lettura, altri stancano. Oppure c'è una casa editrice che addirittura usa caratteri molto grandi perché sono libri destinati ad essere letti di notte, ad esempio, o con poca luce. E quindi ho notato che in base il carattere fondamentale del lettore, proprio perché dà la possibilità di leggere anche con più impegno e più passione, e si stanca di meno.
altri invece vengono abbandonati qualche volta proprio per il carattere che non invita alla lettura. La ringrazio di questo suo postulato. Sì. E in effetti molti editori, soprattutto in Francia, avevano l'abitudine nell'ultima pagina di scrivere alcuni dati, tra cui il dato del carattere. E questa era una forma di educazione al carattere. E certamente è un'arte molto, molto complessa. Spesso, diciamo, con la modernità, con la fotocomposizione, col digitale, l'arte di impaginare o di scegliere i caratteri è andata in mano dei tecnici che erano sì dei bravissimi tecnici, ma senza quell'umanesimo e quel gusto necessario che era presente invece negli antichi laboratori dove l'artigiano, diciamo, curava un po' tutto. Effettivamente anche un bel carattere, se troppo poco interlineato, se la giustezza è troppo lunga rispetto allo specchio della pagina, può diventare pesante. Viceversa, una sapiente impaginazione serve proprio a dare questo dinamismo e questo piacere della lettura che è fondamentale, perché altrimenti un libro mal strutturato, per esempio anche la fibra della carta conta, perché la carta viene fabbricata in un senso. Se nell'impaginazione si mette contraria, il libro non si apre bene, e per cui sono tutti piccoli particolari che dovrebbero essere, diciamo, più presenti, mentre invece certe volte si tira un po' giù. Certi editori però sono più premiati perché favoriscono appunto questo aspetto proprio estetico ed ergonomico che aiuta il lettore. Certo, questo è importantissimo. Se posso aggiungere una cosa, l'elemento predominante strutturale del libro è la carta, quindi anche la carta incide ovviamente con la sua risposta cromatica a una facilità di lettura o una difficoltà di lettura. L'attenzione da parte degli editori, pensate ad Einaudi, no? Che fa fondere fondamentalmente un carattere specifico che è il Garamond Simoncini e che caratterizzerà la sua produzione, insomma, a incominciare dagli anni 50 in su. Quindi da parte dei grandi editori, diciamo, c'è sempre un'attenzione ovviamente a quella che è poi la resa di lettura, no? Sì, certo. Anche il tipo di carta è importantissimo. Per esempio i libri molto voluminosi, c'era la famosa carta Bibbia o carta India, che era una carta sottilissima ed era difficilissima da stamparsi e non doveva essere, seppur sottile, non trasparente. E per cui, diciamo, c'è tutta una scienza della tipografia che si era perfezionata. Poi ovviamente sotto l'impulso del progresso così tumultuoso certe cose si sono perse, però ci sono ancora degli editori che badano a questo. C'è da dire che per esempio la carta patinata, che è quella carta molto liscia che va benissimo per i libri illustrati come quello che ha illustrato prima la gentile che predecessora, sono libri che patiscono molto l'umido, per cui, diciamo, questa parte di caolino che crea la carta patinata, se prendesse l'umido diventa un mattone. Insomma, i libri vanno tenuti bene, la biblioteca non deve essere esposta al sole, deve avere non i vetri ma una griglia perché deve respirare. Ecco, allora i libri, e poi essere amati. Allora i libri, quando si aprono i libri, hanno un profumo di erbe secche, e invece i libri che i nipoti sconsiderati l'hanno messo in soffitto in cantina hanno questo odore di muffa che non è l'odore dell'affetto. I libri vanno amati con l'affetto. Grazie. Okay. Grazie per questa interessantissima esposizione. Adesso chiamerei qui Gianluigi Tiziano. Sì, Gianluigi Tiziano, perché i nostri velini sono tanti e quindi si danno il cambio. Per un piccolo omaggio a Luigi e al signor Tambone. E adesso chiamerei qui Francesco Virdis, che è il coordinatore degli artisti. Buonasera a tutti, ciao, sarò velocissimo. Il mio ruolo qua, come nelle ultime 3 edizioni, è stato quello di portare un piccolo contributo in più a questo evento che è già completo, e abbiamo messo in mano ci siamo messi in mano con Attilio la responsabilità di portare avanti una delle mostre
dove ci sarà tutto il lavoro del signor Tallone, che adesso potrete andare a vedere qua di fianco al padiglione. E poi niente, anche oggi è continuato il processo creativo che ha generato quest'opera definita itinerante, che abbiamo intitolato Carattere, un po' per dare omaggio comunque alla persona al signor Tallone oggi, ma anche ad Attilio, che comunque nella sua ricerca ha seguito un percorso di studio anche del carattere nella maniera più manuale, e oggi ha fatto una performance insieme a Noemi Ligi. Ieri c'erano il signor Michele Gerra, che è qua tra il pubblico, e Giuseppe Todd, che non poteva essere tra noi. Continueremo le performance nei prossimi giorni e spero vi divertirete e continuate a seguire con attenzione l'evento. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Francesco. E adesso chiamerei qui Fioralba per il terzo reading. È una favoletta breve breve. È scritta da Clara De Songus, intitolata Lo scannetto. Dopo tante giornate grigie, finalmente il sole entra prepotentemente nelle case e riscalda tutte le camere. Sembra tutto come l'estate scorsa. Anzi no, c'è qualcuno che è triste. È un piccolo scannetto. Ciao scannetto, dice il sole. Perché sei così triste? Non sei contento di vedermi? Di riscaldarti al mio calore? Ciao sole, certo che sono contento di vederti, ma mi sento così triste. La mia padroncina non siede più con me, mi ha lasciato da solo. Come? Cos'è successo? Chiede il sole. Ho sentito dire che adesso è grande. Prima la sua mamma la faceva sedere con me su un morbido cuscino. Le raccontava le favole. Stavamo così bene. Adesso che è cresciuta, non ha più tempo per le favole. Non ha tempo per stare con me. Sono veramente dispiaciuto per te, piccolino, le dice il sole. Vedrai, tra un po' di tempo tornerà a stare con te. Certo, non ascolterà più le favole, ma la sua mamma le racconterà storie diverse, storie che parlano del cielo, del mare, della bellezza, della natura. Racconterà di uomini, di donne che hanno fatto grande il mondo. Davvero, sole? Dici che alla mia piccolina, ora grande, piaceranno queste storie? Chiede lo scannetto. Certo, vedrai, fra non molto le cose cambieranno. La tua piccolina diventerà grande e la sua mamma invecchierà. Invecchiare spesso è come tornare bambini. Con te siederà la sua mamma e lei le racconterà le favole. Non sarai più solo, ci sarà sempre qualcuno che verrà a tenerti compagnia. Non sarai più triste, perché io sarò sempre con te, pronto a scaldare il tuo cuore, mio piccolo scannetto. Scusami se ti faccio restare un attimo qua, è che c'è Giacomo che ti deve consegnare una cosa. Vieni Giacomo, vieni. Per la nostra lettrice preferita. Grazie per la tua costanza e per il tuo modo di raccontare. All'anno prossimo. Ed è con questo che io vi do appuntamento a domani per la quarta giornata di Strangius. Il tema della giornata sarà pause, silenzi e lentezza e poesia, e avremo ospiti Barbara Corun e Ada Salas. Adesso, per chi volesse, c'è la mostra su Tallone che resterà aperta ancora un pochino. Buona serata e grazie a tutti per essere venuti.